Oggi voglio raccontarvi una storia riguardante la multinazionale Electrolux e i suoi stabilimenti in Italia. L'Electrolux, cito dal sito, è uno dei leader mondiali nel campo degli elettrodomestici per uso professionale, con una vendita di oltre 40 milioni di prodotti ogni anno a clienti in 150 paesi del mondo, quindi una multinazionale enorme. In Italia esistono diversi stabilimenti dell'Electrolux: Forlì in Emilia-Romagna, Solaro in Lombardia, Porcia in Friuli-Venezia Giulia, Pordenone e Susegana qui in Veneto. A fine ottobre leggo questo articolo: Electrolux, la produzione si sposta in Polonia, gli esuberi a Susegana salgono a 390, per poi dopo pochi giorni leggere: Electrolux, c'è ancora speranza, l'azienda è disposta a trattare, e dopo solo 2 giorni invece Electrolux si chiude, l'azienda conferma la delocalizzazione. A questo punto capite bene che inizio a capirci poco o nulla. Così decido di approfondire un po' la cosa recandomi allo stabilimento di Susegana dell'Electrolux a sentire Stefano dell'RSU FIOM. Cosa sta succedendo all'interno dell'Electrolux? Il problema è di scelta aziendale. L'azienda ha deciso in sostanza che le aziende del gruppo, quindi compreso anche Susegana, non hanno, loro la chiamano profittabilità, non hanno una sufficiente profittabilità dal loro punto di vista. Quindi inizialmente da subito hanno deciso di spostare delle produzioni all'est dell'Europa. Qua hanno deciso di togliere una fetta più o meno di 150.000 frigoriferi, che vuol dire un esubero di personale per più o meno 140 persone, già da subito, decisione già presa. E oltre a questo, loro la chiamano investigazione, non è altro che un criterio che hanno loro per dare un giudizio di appunto profittabilità, di profitto, in poche parole, che loro ritengono adatto per i loro interessi o no. Quindi ti mettono in competizione con un altro stabilimento, nel nostro caso è un stabilimento in Ungheria. Questo ci porta a una situazione molto complicata da parte nostra. Per questo c'è la chiara consapevolezza che questa situazione rischia, se non subito, in tempi che deciderà l'impresa, di avere un epilogo abbastanza chiaro, insomma. Quanti sono adesso gli operai presenti? Più o meno siamo in 1200 come numero totale. In questi anni, in questi 3-4 anni, l'azienda ha parlato di ridurre più o meno all'inizio a 500, in questo momento a 400 dipendenti. Chiaramente riducendo della metà la forza lavoro è abbastanza complesso mandare avanti un'azienda come questa. A livello sindacale, non solo come FIOM ma come 3 sindacati, cerchiamo di fare un movimento sia che coinvolga l'opinione pubblica e sia a livello politico, i sindaci, provincia, parlamentari, fino al governatore della regione chiaramente. Solamente se c'è una grossa sensibilità a livello generale possiamo in qualche maniera incidere anche sia a livello politico nazionale che probabilmente anche dover cercare di fare qualcosa a livello superiore, cioè come comunità europea. L'azienda qui e anche nel resto d'Italia ha problemi economici, è in crisi? No, l'Electrolux non è un gruppo, per quello che ci dicono loro, che ci hanno sempre detto, non è un gruppo in crisi. Loro guardano essenzialmente all'interesse economico. Le dimensioni di Electrolux sono enormi, loro comprano e chiudono, delocalizzano a livello mondiale, cioè loro viaggiano su una scacchiera mondiale, non si parla di crisi aziendale. Che termini parlate con l'azienda? Con che termini parliamo? Noi abbiamo una struttura molto a piramide, nel senso che noi possiamo parlare in questo momento con il territorio e con i politici più ad alto livello che quello che parliamo probabilmente con i manager di Electrolux. Per dirti, a livello europeo ci sono tre delegati sindacali che rappresentano l'Italia, insomma. Chiaro che noi dobbiamo mandare segnali a tutti, le cose partono dal basso e vanno verso l'alto. Se c'è un movimento da parte dal basso possiamo pensare, sperare, mettila come vuoi, avere una prospettiva. È chiaro che se dal basso non c'è niente, non c'è neanche dall'alto, insomma. Ok. E per capire ancora meglio la storia e fare un quadro generale della vicenda, mi sono recato presso il municipio di Susegana dal sindaco Vincenza Scarpa, impegnata anche lei a dar voce alla questione Electrolux. Cosa sta succedendo all'interno di questa azienda? Posso dire quello che so io. Esatto. Nel senso che io come sindaco e anche i sindaci dei paesi vicini, Santa Lucia e Conegliano, abbiamo ricevuto una telefonata da parte
del direttore dello stabilimento in cui ci comunicava il numero di esuberi e il fatto che sarebbe partita una investigazione della fabbrica Electrolux di Susegana. Ma a livello politico ci sono delle proposte concrete che avanzano? Qui parliamo di una multinazionale svedese. Chi può colloquiare con la proprietà, perché a questo punto si tratta di parlare proprio con la proprietà, può essere solamente il governo. C'è una comunicazione tra i vari stabilimenti per una battaglia comune, diciamo? I sindaci sono in contatto con i sindaci. Ho sentito oggi che il governatore Zaia è in contatto con il governatore del Friuli Venezia Giulia per un lavoro di squadra. Suppongo che siano in contatto anche con il governatore lombardo e anche quello dell'Emilia Romagna, ma comunque diciamo che la trattativa, la mediazione può partire solamente da livelli alti della politica. Secondo lei come mai in questi anni non si è fatto qualcosa a livello politico? Io non posso rispondere come mai non è stato fatto, io posso solamente dire che dal punto di vista di quello che è la politica economica che stiamo vivendo possiamo dire anche da 20 anni a questa parte, non abbiamo avuto dei begli esempi. Perché qui ci vuole qualcuno che ci pensi, ci vuole una politica a cui forse eravamo abituati 30-40 anni fa. Sarebbe auspicabile, insomma. C'è qualcuno che dice addirittura che dopo questi licenziamenti si passerà alla chiusura perché inevitabilmente... È facile che poi succederà questo, speriamo di no, però questo deve partire da far sentire l'Italia un paese credibile. Noi adesso parliamo di Electrolux e sappiamo benissimo comunque che nel Veneto sono stati persi migliaia di posti di lavoro. A catena è tutto un sistema che crolla, è un'azienda che ha tantissimi anni, che ha rappresentato tantissimo, i lavoratori che lavorano negli stabilimenti sono dichiarati dei professionisti, qui si produce un prodotto di alta qualità, però bisogna, e ripeto, che questo paese diventi di nuovo credibile, perché di fatto questo paese non è credibile neanche per noi che ci abitiamo. Su questi licenziamenti immagino che bisognerà sostenere le famiglie. Una grossa azienda che chiude ha degli ammortizzatori. La preoccupazione è più per il fatto che quando sono stati ridotti o ridimensionati, come si dice, il numero di posti di lavoro, è che non si è più ricreato quel posto di lavoro, per cui sono posti di lavoro per i giovani, per quelli che devono iniziare a vivere la propria attività lavorativa, che sono andati perduti, e quindi perdere ulteriori 1390 posti di lavoro, 1300 posti di lavoro, rimangono ulteriori 1300 posti di lavoro in meno qui, e quindi chi vive qui che cosa farà? Senza aggiungere altro vi lascio alle parole di alcune operaie, prima davanti allo stabilimento di Susegana e poi durante la manifestazione a Venezia in occasione del Consiglio regionale straordinario di venerdì 29 novembre. Io è da 13 anni che lavoro qui all'Electrolux, purtroppo per me ho 53 anni, lavoro sul reparto preassemi, sono 3 anni praticamente che siamo un mese sì, un mese no in cassa integrazione, adesso invece abbiamo il vantaggio che siamo una settimana sì, una settimana no, perciò prendiamo qualcosina di più perché adesso siamo in contratto di solidarietà. Sono abbastanza disperata perché il lavoro per me a quest'età non se ne trova più, tanto più che io mi trovo purtroppo su un reparto di persone già penalizzate fisicamente, siamo penalizzate fisicamente non per il fatto che siamo entrati penalizzati fisicamente, così ci siamo ridotti con i turni di lavoro, con le catene di montaggio, perciò noi non abbiamo molte chance, anche se ci rivolgiamo a qualcuno fuori che vorrebbe un operaio come noi non siamo operai fra virgolette normali, siamo tutti quanti che hanno qualche difetto fisico. Chi si è logorato la spalla, chi si è logorato il ginocchio, chi si è logorato... Quindi non abbiamo praticamente tutta la possibilità lavorativa come gli altri operai ed è per questo che noi siamo lì nel reparto praticamente da rottamare. Ok, va bene. Grazie. Grazie a te.
Da 25 anni sono in Elettrolux, quasi 26. Io ho 3 figli, la situazione che preoccupa di più la nostra età, tanti di noi si troveranno senza probabilmente un posto di lavoro e pensare che se veramente dovesse chiudere questo stabilimento ci troviamo 1200 persone a casa, a non sapere dove andare, con una famiglia da tirar su e con la pensione che si fa sempre più lontana, quindi tanti di noi si troveranno scoperti non sapendo dove andare. Quindi la cosa che fa paura è proprio questo, senza contare il fatto che la nostra economia, soprattutto in questa zona coneglianese e pordenonese, l'economia verrebbe a mancare. È 25 anni che sono in Electrolux. Siamo io e anche mio marito, per cui anche oggi che ci troviamo a Venezia speriamo, ma non si porta da nessuna parte molto probabilmente, perché abbiamo visto che è intervenuto anche Zaia tempo fa, ma l'unica cosa sarebbe andare a Roma, perché la situazione è proprio grave, non come pensano tante persone che fanno sciopero, è tutta politica, sarà anche tutta politica, ma è grave perché 25 anni sono là, ne ho fatti tanti di scioperi quando si riuscivano a fare, però come questo sinceramente questa volta non è come le altre volte che chiudono e invece dopo sempre rimasto aperto. Adesso veramente la situazione è grave. A chi può decidere, cosa vorresti dire? Che intervengano, faccio qualcosa appunto perché appunto oltre a me, come me, con la stessa mia situazione sono in tantissimi e tantissimi hanno dei figli che devono andare a scuola, all'asilo, cioè che pensano bene a quello che hanno deciso di fare, soprattutto gli svedesi, cioè che ci ripensino. Entriamo, faremo i nostri interventi e poi torniamo fuori.